Oggi andiamo a fare una ricetta di rosticceria napoletana. Andiamo a fare il Danubio salato. Esiste già una versione dolce, ma andiamo a fare la versione salata con un ripieno fatto a mano con sottiletta e prosciutto. Andiamo a fare questa bellissima ricetta. Ovviamente andiamo a impastare a mano. Mettiamo la farina sul tavolo, apriamo centralmente come sempre, inseriamo il lievito nell'acqua e andiamo a sciogliere, inseriamo il sale e lo zucchero centralmente, il burro a pezzetti, amalgamiamo burro, zucchero e sale, inseriamo le uova, facciamo un po' di giro intorno più consistente, adesso inseriremo il liquido in due fasi. Prima la metà, andiamo a mettere anche un po' di farina laterale, la mettiamo al centro. Adesso mettiamo anche il restante liquido e impastiamo il tutto, mettendo anche la farina man mano, quella laterale verso il centro, in questo modo. E adesso tutto facciamo assorbire tutta la farina. Andiamo a togliere tutti i residui lateralmente. Andiamo con l'impasto giustamente anche per la temperatura esterna, che adesso fa un po' più caldo, che siamo a maggio. Facciamo riposare questo impasto, ci puliamo le mani. Ottenuto questo impasto lo facciamo riposare per 5 minuti senza coprire, così all'aria. Dopo 5 minuti vediamo che l'impasto risulta già un po' più asciutto, diamo giusto una rotolata in questo modo, lo mettiamo in un recipiente infarinato, lo copriamo anche con pellicola, coperto con pellicola, mettiamo l'impasto a lievitare in un ambiente almeno a 24-26 gradi fino al triplicare del suo volume. Non c'è un tempo in effetti, ma dipende sempre dalla quantità di lievito che abbiamo inserito all'interno e alla temperatura per cui lo facciamo lievitare. Noi ritritiamo ovviamente tutto a mano, mettiamo il prosciutto sul tavolo e le sottilette e andiamo a impastare. Vediamo che il prosciutto cotto si dita facilmente con le mani perché ovviamente è affettato, si amalgama alla perfezione con le sottilette. Vediamo che si impasta dopo pochissimi minuti. Ottenuto questo composto lo possiamo mettere anche in frigorifero se abbiamo una temperatura troppo elevata.
nostro impasto è lievitato, vediamo il nostro recipiente, mettiamo un tavolo da lavoro, ci aiutiamo con un po' di farina, diamo giusto una rotolata all'impasto in questo modo per farlo essere un po' più elastico. Andiamo a lavorare con mattarello e farina e portiamo allo spessore più o meno di 5 mm. Adesso con l'aiuto di un coppapasta, stesa la pasta a 5 mm più o meno, con l'aiuto di un coppapasta da 5 cm di diametro, andiamo a staccare dei pezzi in questo modo. Questi sono i ritagli che dopo andremo a stendere di nuovo. Adesso andiamo prima a imburrare la teglia, in modo che con le mani sporche andiamo anche a mettere il ripieno interno. Adesso con le mani unte di burro possiamo anche fare delle piccole palline e le mettiamo all'interno di ogni pezzo che abbiamo creato. Ovviamente più grande è la pallina che facciamo, più sarà piena la brioche. Ovviamente questo sistema si può fare anche con un sac à poche, senza che lo facciamo con le mani. Andiamo a chiudere le palline in questo modo. Dolcemente riuniamo la parte sottostante, la chiudiamo così. Facciamo una bella chiusura e la mettiamo nella teglia. Vedete che non andiamo esageratamente a stringere tutto il giro che abbiamo fatto, altrimenti vengono delle palline molto schiacciate e non lieviteranno bene. Andiamo a fare il secondo giro, a mettere un altro po' di impasto, in questo modo. Adesso prendiamo i ritagli e andiamo di nuovo a schiacciare per completare il Danubio. E andiamo a completare il nostro Danubio. Completato il Danubio, andiamo a schiacciare pochissimo in questo modo. Adesso mettiamo a lievitare come sempre a 26 gradi fino al raddoppio del suo volume. Il nostro Danubio è pronto, mettiamo un po' di sale in un uovo, andiamo a sbattere. Mettiamo dei semi di sesamo su ogni pallina. Inforniamo il centro basso del forno, modalità ventilato. Per i gradi e il tempo di cottura ve lo lascio nel mio commento. Una volta raffreddato andiamo a capovolgere, mettiamo un piatto sotto e voilà.
Non ho parole. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi ai miei canali social, Simone Esposito Pasticcere, YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Alla prossima ricetta, un bacio a tutti.